Non ci sta il governatore ad essere ripreso. Luca Zaia risponde piccato a quanto detto dal sottosegretario alle infrastrutture del governo Renzi. Ci vuole anche coraggio a venire a dire queste robe, visto e considerato che la Regione ha già chiesto a Roma di poter inserire l'opera come opere strategiche. Abbiamo scritto e riscritto. Quindi il sottosegretario che rappresenta il governo, che è proprietario di quella strada e che deve pagare il tunnel, invece di venire a fare questi discorsi qua, deve venire su con la borsa di soldi, che sono nostri veneti, e pagare. La questione è quella della galleria di Coltrondo, l'unica opera che scongiurerà dall'isolamento il Comelico, costo previsto 60 milioni di euro. Non è una novità il progetto, se ne parla da anni, ma l'urgenza che ha accelerato l'iter è dei mesi passati. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sbotta Zaia. Il sindaco di Santo Stefano lo sa, l'opera è un'opera statale e finiamola con queste sceneggiate di chi viene sul territorio di una roba e dopo torna a Roma e ne dice un'altra. Dopo l'emergenza d'autunno i collegamenti da e per il Comelico sono regolari, lo certifica l'ANAS. L'inverno consente di stare abbastanza tranquilli perché il terreno non dovrebbe avere grandi movimenti. Ovviamente sarà un po' più da attenzionare in primavera quando insomma si inizia la fase di disgelo e quindi si può avere qualche movimento in più rispetto ad ora. Si attende la buona stagione per mettere mano ad interventi risolutivi almeno in parte. Noi stiamo portando avanti comunque lo studio per l'allungamento della galleria che dovrebbe effettivamente consentire poi una completa rimozione, diciamo, il senso unico alternato e quindi la sicurezza del tratto stradale. L'allungamento della galleria artificiale Paramassi, che già esiste, andrebbe allungata sia da un lato che dall'altra estremità dove c'era stata ad agosto l'altro problema.